Assessore Caner, siamo alla 54esima edizione della Mostra dei Vini di Refrontolo. Lei prima ha parlato del legame tra turismo, territorio e sostenibilità. Come una mostra di questo tipo può rappresentare questo trio? Questa è una mostra importantissima per il territorio, non soltanto per Refrontolo, ma per tutte le colline di Conegliano Valdobbiadene e del Prosecco Superiore del DOCG, ma qui ricordiamo che abbiamo il Passito di Refrontolo, che è un altro vino importantissimo di questo territorio e caratterizzante anche di questa comunità. Dobbiamo lavorarci così come stiamo facendo, assieme anche al commissario Anse, un commissario nuovo che presiede la Commissione europea, dove si sta discutendo di agricoltura, ma si sta discutendo di sostenibilità non solo in chiave ambientale, ma anche economica e sociale. Ecco, questo è il rapporto particolare che dobbiamo fare, che dobbiamo garantire a questi produttori di poter continuare a fare il proprio lavoro, ovviamente rispettando il territorio, e questo si sposa con il ragionamento turistico. La sostenibilità non è soltanto in agricoltura, ma è anche in turismo, e quindi far sì che i turisti che vengono in questo territorio siano persone consapevoli di dove vanno e che conoscano già a priori, prima di arrivarci, questo territorio in maniera che lo possano rispettare. Ecco, questo lavoro che dobbiamo fare in maniera propedeutica sarà fondamentale per far crescere il territorio nella sua interezza.